Adam e i suoi genitori erano testimoni di Geova ed era contrario alla loro fede accogliere nel proprio corpo prodotti ematici. Come tutti i presenti sanno, ci troviamo qui per una questione della massima urgenza. Il tempo è prezioso. Prego pertanto tutti voi di non dimenticarlo e di essere brevi e venire subito al punto. A presentare l'esposto è l'ospedale di Wandsworth, il cui legale chiede l'autorizzazione di questa corte a somministrare cure al minore denominato A nelle carte. Fiona scosse il capo per scacciare il pensiero. Pronta in attesa c'era la domanda che stava per rivolgere al ragazzo. Perché esattamente non vuoi una trasfusione? Adam citò il Levitico e gli Atti degli Apostoli. Definì il sangue l'essenza della vita, parlò della parola esatta di Dio, della contaminazione, pontificò come uno scolaretto saccente, il primo della classe durante un dibattito scolastico. Signor giudice, questa è la 7ª lettera che le scrivo e anche l'unica che spedirò. Sono contento di aver aspettato perché non avrei voluto che leggesse le altre lettere. Il pensiero che il sangue di un'altra persona si stesse mescolando al mio mi ripugnava tanto che ho vomitato sul letto. Ma la cosa che ci tenevo a dirle è un'altra. Eccola. La mamma non ce la faceva a guardare, perciò è rimasta seduta fuori e la sentivo piangere ed ero molto triste. Non so bene quando è arrivato papà. Credo di essere svenuto per un po' e quando ho ripreso i sensi erano tutti e due accanto al mio letto e tutti e due piangevano e io mi sono sentito ancora più triste per noi perché avevamo disubbidito a Dio. Ma la cosa più importante è questa. Mi ci è voluto un momento per rendermi conto che mamma e papà piangevano, ma di gioia. Erano così felici, mi abbracciavano, si abbracciavano e ringraziavano Dio e intanto singhiozzavano. I miei genitori avevano rispettato la legge, ubbidito agli anziani e fatto tutto ciò che era giusto, perciò potevano sperare di avere accesso al paradiso terrestre, ma allo stesso tempo potevano avere me vivo. La trasfusione c'era stata, ma la responsabilità non era nostra. Prendetevela con il giudice, con un sistema senza Dio, prendetevela con quello che certe volte noi chiamiamo il mondo. Sento che lei mi ha avvicinato a qualcosa di nuovo, qualcosa di profondo e bellissimo, ma che non saprei definire. Non mi ha mai detto in che cosa crede, ma sono stato felice quando lei si è seduta vicino a me e abbiamo fatto insieme Nel bosco dei salici. Continuo a leggerla, quella poesia, tutti i giorni. Adoro essere giovane e sciocco ed è grazie a lei che ho avuto occasione di esserlo, perché se no sarei morto. Signor giudice, la prego, mi scriva anche soltanto qualche parola per dirmi che ha letto questa lettera e che non mi odia per averla scritta. Suo Adam Henry.